Buon pomeriggio. Mi sembra opportuno fare una brevissima diretta, quindi niente di particolarmente chilometrico, per evidenziare una questione che ovviamente è piuttosto importante ed è venuta alle cronache con la famosa sentenza del Tribunale di Roma contro in buona sostanza i respingimenti in Albania dei migranti. Perché la cosa importante? Perché la cosa importante, al di là dei 12 migranti, dei 15 o così questo tipo, perché va a toccare un punto preciso dove forse è il caso che un po' tutti si svegliano, vale a dire chi comanda. Dovrebbe essere importante, no? In modo molto semplice uno cerca di rinchiudere questa questione con quel termine abusato tante volte sulla sovranità. Ma la sovranità non è una sciocchezza. L'articolo 1 della Costituzione dice che la sovranità appartiene a voi. La sovranità appartiene al popolo, ok? Quindi voi avete il diritto, viva Dio, di decidere come volete vivere. E come succede? Con metodi democratici. Votate, dopodiché il governo che avete votato deve mettere in atto le cose che secondo voi devono essere fatte. Ma qui evidentemente qualcosa non funziona, perché se il governo che voi avete votato prova a fare quello per cui è stato eletto, ma succedono delle cose complicate nei confronti della magistratura, perché se il governo giallo-verde e il ministro Matteo Salvini, che voi avete eletto dando la maggioranza sia al Movimento 5 Stelle che alla Lega in quel momento, con il mandato di bloccare gli sbarchi, blocca gli sbarchi e per far questo viene incriminato, tu hai un problema. Se il governo attuale di centrodestra, che voi o noi, va bene, ok, ma se siamo capiti, che voi avete votato con addirittura l'idea di dire facciamo il blocco navale, quindi fermiamo la questione clandestini, e il governo decide con diciamo modi del tutto discutibili, per carità, come tutte le cose possono essere discusse, ma di dare un segnale contro l'immigrazione dicendo senti, fai così, tu provi ad arrivare in Italia, io ti porto in Albania. Fatto un accordo appositamente su quello lì, poi dopo lì con comodo vediamo come che se hai diritto di avere ospitalità, asilo, così questo tipo, altrimenti ti rimandiamo a casa tua. Ecco, in questo caso, viva Dio, non incriminano al momento il presidente Meloni o il ministro Piantedosi o chi per esso, no, per sequestro di persona, ma potrebbero, perché tanto in ogni caso il principio è quello lì, ma in realtà dicono che non si può fare perché ce lo chiede l'Europa. In buona sostanza l'argomento non è più tu stai facendo, inventati reato a caso, no? Cioè in questo caso sequestro di persone, quindi ti incrimino su quello. No, tu non puoi fare quello che tu vuoi fare perché c'è una direttiva dell'Unione Europea, c'è la sentenza numero 15, 12, 27 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che dice che tu non puoi fare sta roba qua e quindi io giudice dico che tu non puoi farlo e quindi quella tua norma lì che tu hai fatto per ottenere quel determinato risultato non va bene. Ora, il principio della cessione o della limitazione di sovranità in rete dà adito a infinite dispute di giuristi improvvisati.
Allora, io posso anche dire che seguo Baraccaraccio, il quale con la sua assoluta scienza giuridica delinea una situazione, diciamo così, un panorama di sentenze, limiti e cose di questo tipo, tale per cui va a individuare cosa sono, secondo lui, i problemi che non vanno dal punto di vista in punta di diritto. Altri la vedono in modo differente, ma secondo me qui, dal punto di vista, io non voglio fare il giurista, ovviamente, non lo sono, perché sennò poi, ma anche giurista, no, non lo sono giurista, ma sono legislatore. Vorrei dire, il mio compito è dare una risposta a chi mi ha votato, che mi ha messo lì come suo rappresentante, per fare delle leggi che sono quelle che chi mi ha votato desidera che siano fatte. Qui allora c'è un problema, e il problema è non esattamente dal punto di vista della scienza giuridica, ma un problema di democrazia. Perché vedete, il mio sospetto è che questa rete di situazioni dove ci siamo trovati e dove vediamo che ogni giorno siamo sempre meno padroni a casa nostra, dove c'è sempre più qualcun altro, no, esterno, interno, così via, ma comunque fuori dal processo democratico, che si arroga il diritto di poter decidere delle nostre vite, cosa facciamo o non facciamo, ha una origine molto lontana. Quell'origine molto lontana è contenuta nel famigerato manifesto di Ventotene. Il manifesto di Ventotene, portato come grande testo di libertà e cose di questo tipo, in realtà contiene dei concetti di una violenza, di un'antidemocraticità che sono spaventosi. Sono spaventosi. Quel testo è un testo eversivo. Quel testo è un testo tale per cui la democrazia viene sbeffeggiata e l'idea è che le masse popolari, che tanto non capiscono un cazzo, devono essere indirizzate, messe nel crogiuolo, no? E cose di questo tipo, da un gruppo di persone, non li ha chiamati illuminati, ma si vede che l'intento è quello, che sanno quello che bisogna fare, che sanno qual è il giusto. Quindi questo gruppo di persone, tra cui lui, no? E poi dopo assieme lo seguiranno tutti i vari padri fondatori dell'Unione Europea, sanno cos'è il giusto. E il giusto è che ci deve essere l'Unione Europea, perché altrimenti la scusa è perché sennò tornano i totalitarismi, no? Se no arriva il nazismo se non c'è l'Unione Europea. Ma in realtà il meccanismo è molto trasparente, perché vogliamo comandare noi, senza bisogno della democrazia, perché ci vuole un contenitore tale per cui noi comandiamo senza bisogno di voi. Chiaro? La tecnocrazia, chiamiamola come vogliamo, il principio è questo. Ed è tutto scritto nel manifesto di Ventotene. La gente che sa cosa bisogna fare, guarda caso erano tutti, diciamo, di impostazione comunista, ma va bene, incidentalmente, la gente sa cosa bisogna fare e il gruppo di illuminati comanda e il resto del popolo gli va dietro. Quindi questa è l'origine. E come si arriva alla situazione attuale senza bisogno di andare a fare i giuristi? Beh, vedete, la questione è piuttosto semplice. Partiamo dalla Costituzione. La Costituzione dice, c'è il famoso articolo 11 che dice che la Repubblica consente in condizione di parità le limitazioni di sovranità. Articolo, ahimè, pensato all'epoca ovviamente per l'ONU, l'abbiamo detto 100 volte, solo qualche cretino che ogni tanto mi capita nelle trasmissioni o nei dibattiti televisivi dice certo c'era l'articolo 11 che era stato pensato per l'Unione Europea, ma
di che diamine vi viene in mente? Cioè l'articolo 11 ovviamente non era pensato per l'Unione Europea, se non nella testa di qualche spinelliano che evidentemente poteva essere già in giro, ma è evidente che l'Unione Europea neanche era nella testa della maggior parte dei padri costituenti. Ecco, ripeto, forse qualche spinelliano magari sì, ma altrimenti era pensata per l'ONU, per diciamo quegli organismi sovranazionali tali per cui si pensava che fossero utili per questo o quest'altro motivo. Adesso secondo me sono probabilmente inutili per qualsiasi motivo, però diciamo che all'epoca erano valutate utili e quindi sulla base del principio di parità si acconsente a limitazioni, mai cessioni di sovranità, e quindi ci attacchiamo a quello. No, però non si parla di Unione Europea e non si parla di gerarchia delle fonti. Da nessuna parte dice la nostra Costituzione è soggetta a qualsiasi cosa ci sia di esterno. La Costituzione non deve essere soggetta a nulla. La sovranità appartiene al popolo, è l'articolo 1. La sovranità appartiene al popolo, la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, senza dubbio, perché sennò la Costituzione che ci sta a fare? Ma è la Costituzione, non nelle forme dei limiti della Costituzione e dell'Europa, di altri. No, la sovranità appartiene al popolo. Ok? Quindi quell'articolo 11 non c'entra nulla con la gerarchia delle fonti. Chiunque dice sopra la Costituzione c'è l'Unione Europea, perché lo dice l'articolo 11, dice una cretinata. Basta, cioè nel senso, poi possiamo immaginarcela in tutte le maniere, possiamo dire in punta di diritto tutte le cose più raffinate che vogliamo, ma non è quello. Allora arriva l'articolo 117. Peraltro, oltretutto, di questo non possiamo dare colpa ai padri costituenti, questa qui è una roba messa dal PD. Cioè l'articolo 117 è messo dal Partito Democratico quando ha riscritto il titolo quinto della Costituzione, ma dire che un articolo che è lungo così e che ha l'unico scopo, ed era stato studiato appositamente per gestire la questione delle autonomie regionali. 117 parla di autonomia regionale, non parla di gerarchia delle fonti dell'Unione Europea. Perché all'inizio dice la potestà legislativa, aspetta, questo, quest'altro, e le regioni, in modo tale da inserire le regioni, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, si riferisce alle regioni. Altrimenti facevo l'articolo 1 bis, dove si diceva il famoso la sovranità appartiene al popolo, però appartiene di più all'Unione Europea o al popolo europeo, chiamiamola come vogliamo. Quindi desumere una gerarchia delle fonti sulla base dell'articolo 117 che parla, scritto dal PD, che parla delle regioni, è un'altra cazzata, basta! Cioè nel senso, non è che serve la sapienza giuridica dicendo perché c'è scritto nonché, è il buon senso. Poi dici, ma te la interpreti tu la Costituzione? No, che non me la interpreto io la Costituzione, ma signore santo, ma se un articolo parla delle autonomie regionali, come posso io partire dall'articolo che specifica sulle autonomie regionali cosa sono le competenze di una e dell'altra, prendere e dedurre che allora c'è la preminenza del diritto europeo sulla nostra Costituzione? No, direi che non mi sembra il caso, no? E oltretutto dovrebbe ridere, perché allora chissà perché uno non lo legge tutto, no, l'articolo. Allora, dato che quell'articolo gli dice è competenza specifica invece dello Stato, è competenza esclusiva dello Stato, no? La legislazione in materia, per esempio, di immigrazione, quello lì non vale più.
Lo stesso articolo che dice che è competenza esclusiva dello Stato, no? Le materie in questo Stato, e lo dice ovviamente in rapporto alle regioni, ma in quel caso quell'esclusiva lì non vale più, perché tanto in ogni caso, ma rimane sempre quell'altro. E allora cosa succede? Una cosa che così è enorme come il fatto che debba prevalere il diritto di uno rispetto a un altro, perché non è mai scritta da nessuna parte? Ma molto semplice, benedetti figlioli, perché gli altri stati europei col cazzo che avrebbero, magari noi siamo talmente imbesuiti che in qualche momento della nostra storia, magari sì, guardi, va bene che comandino pure gli altri, tanto perché noi tanto ci abbiamo i politici che non sono quelli che ci piacciono e quindi vanno bene le leggi degli altri. Ma gli altri paesi europei, se avessero messo esplicitamente scritto che il diritto dell'Unione Europea prevaleva su quello nazionale, col cazzo che avrebbero scritto, che avrebbero approvato. E quindi questa roba qua non è mai stata scritta da nessuna parte, perché altrimenti sarebbe stata rispedita al mittente da tutti gli stati degni di questo nome, a partire dalla Germania. Una cosa del genere deve essere votata. Non esiste che arriva per sussumere da altre parti, da altre cose. È una cosa enorme dire che la legislazione dell'Unione Europea prevale sulla Costituzione italiana. Allora da dove derivano queste cose, dato che non è scritto da nessuna parte? Dalle numerose sentenze. Voi sapete cos'è stata la prima sentenza tale per cui si è cominciati a dire che però la legislazione dell'Unione Europea si chiama sentenza Costa. Costa, caro mi costa questa sentenza. La sentenza Costa era un signore, il signor Costa, che protestava per la bolletta della luce. Gli arriva la bolletta della luce, secondo lui l'Enel aveva messo delle cose che non andavano, adesso non mi ricordo cosa sia la cifra, ma stiamo parlando di nulla, perché era una bolletta, quindi stiamo parlando di differenze di conteggio, no? di quella bolletta, solo che questo era tignoso, era arrivato fino alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo il famoso principio di oste, il vino è buono, buonissimo, ha statuito che è il diritto dell'Unione Europea che prevale su quello italiano, te lo dice la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. E scusate, una controversia su una bolletta portata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea deve essere il fondamento tale per cui si decide che la nostra Costituzione non conta più niente davanti a qualsiasi cosa dica o decida l'Unione Europea? Peggio ancora, perché vedete che con la questione Albania abbiamo fatto un passo ulteriore, poi arriviamo a chi l'ha scritta la sentenza, cioè il famoso magistratura democratica, no? E compagnia bella, va bene. Perché in questo caso stiamo parlando neanche di prevale quella legge lì, non la sappiamo neanche l'articolo di legge, no? che prevale, perché prevale la sentenza della Corte, quindi si presuppone che uno, no, nel proprio agire debba sapere cosa sono le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in modo tale che così facendo si conforma, perché tanto le nostre leggi non servono, perché conta quello della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che nella famosa sentenza 247 ha detto così, così, cos'ha. Ma siamo fuori di testa? Ma siamo impazziti? Ma di che diamine stiamo parlando? Ma svegliamoci tutti. Ma non è che perché ci fa comodo, perché a un certo punto io ho votato il PD, allora mi sta sulle balle la Meloni e quindi allora questa cosa qua a me va bene. Ma stiamo parlando di questioni che sono enormi, e poi dopo domani allora cosa c'è? Se in Unione Europea vince Wilders, Orban e compagnia bella, allora dicono che tutti devono andare in giro con la divisa e cose di questo tipo, allora va bene, perché allora ce lo chiede l'Europa. Ma dico, vedete che allora subito non varrebbe più un cazzo di quello che dice l'Europa, no, perché lo dicono i fascisti.
Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ci va bene che vogliamo giocare secondo le regole, va bene che noi siamo più corretti, va bene che noi non siamo loro, ma, e lo dico anche ai miei compagni di maggioranza, dobbiamo svegliarci. Non è che essere europeisti significa che noi stiamo buttando, dato che siamo europeisti, buttiamo a mare la sovranità popolare, buttiamo a mare la Costituzione, buttiamo a mare anche il nostro ruolo. Perché poi c'è il passaggio successivo. Che dice, vabbè, quello lì è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, va bene. No, perché quello che dice, e qui si arriva a un altro famoso punto, no? Cioè quello che consente al giudice di disapplicare la legge nazionale qualora valuti che sia in contrasto con la normativa comunitaria. Ecco, questa roba qua arriva da lontano, no? Il fatto che, ed è una cosa, se ci pensate, enorme, perché significa che io vado dal giudice e il giudice, se pensa che una norma sia in contrasto con una normativa comunitaria, in questo caso facciamo il passo ulteriore, cioè in contrasto con la sentenza di questo o di quest'altro, disapplica la norma nazionale e dice che in realtà vale quella là. Questa deriva dalla sentenza Granital. Granital era una società che aveva ben pensato di importare del grano dal Canada. Sbarca il grano a Savona, dopodiché con l'Agenzia delle Dogane insorge una questione su quanti dazi dovesse pagare per questo carico di grano. La controversia era, se non mi ricordo male, 135.000 lire. No? Quindi stiamo parlando di 70 euro. Quindi sulla base, adesso non posso sbagliare, però diciamo che non era 1 milione, ecco, mettiamola così, erano migliaia di lire. Allora, sulla base di queste migliaia di lire, no? Poi per carità, quanto fossero 70 euro dell'epoca, no, probabilmente di più, però stiamo parlando di quello. Sulla base di questo 130 e passa mila lire, quindi 70 euro, parte la consueta ridda di processi, controprocessi, appelli e così di questo tipo. Si arriva alla Corte Costituzionale dove il presidente Leopoldo Elia, che all'epoca di un'altra sentenza che ha dato origine a tutti questa rete di casino, no? Era l'avvocato di Frontini e tal. Quindi, quindi uno dice, prima facevo l'avvocato, adesso passo dalla parte della Corte Costituzionale e mi metto a legiferare dicendo che sì, no, è vero che l'Agenzia delle Dogane diceva un tot, ma in realtà va applicato il regolamento della Comunità Economica Europea. All'epoca c'era la CE, non c'era ancora l'Unione Europea, già che dovrebbe dare origine già solo questo a un reset di tutto, no? E quindi il giudice disapplica, poi fa tutto un discorso tortuoso, no? Ovviamente, dove dice che sì, gli ordinamenti sono paralleli, concorrenti, quindi in teoria, dato che l'ordinamento europeo dovrebbe essere diciamo non sovrapponibile a quello domestico, quindi è un caso un po' particolare questa roba qui, ma insomma però diciamo che se due cose vanno in contrasto, uno deve disapplicare la normativa nazionale, deriva da questa bellissima cosa. Quindi noi invece di dire signori,
facciamo una legge costituzionale, no? In modo tale che si scriva bene, no? Le fonti del diritto, anzi mettiamolo a livello di Unione Europea, facciamolo inserire nel trattato fondativo dell'Unione Europea, no? Queste belle paroline qua, così sentiamo che diamine dicono i tedeschi, che diamine dicono gli olandesi, no? E similari. No, noi lo desumiamo questa pinzillacchera del fatto che il nostro diritto diviene sottoposto a qualsiasi soggetto dell'Unione Europea che si sveglia la mattina, sia che sia una sentenza, sia che sia un regolamento, sia che sia una direttiva, no? Similari, sulla base di la bolletta della luce, sulla base del dazio di importazione del grano, no? E così questo tipo. Ma di cosa stiamo parlando? Ma veramente? Ma non possiamo andare avanti a fare oggettivamente, cioè, a me dispiace per i giuristi che ci fanno, che è il loro mestiere, che ovviamente ci hanno fatto su tesi, libri, impostazioni. Ma qui la cosa è talmente enorme dal punto di vista della democrazia che non è più una questione di affrontare in punta di diritto. Poi per carità, va bene, lo affronteremo anche in punta di diritto se non si può fare altro. Ma in un mondo normale qui tutti dovrebbero svegliarsi un attimo e dire: ma fermi tutti, ci sono dei trattati, i trattati impegnano il paese per fare una determinata cosa e possono essere denunciati questi trattati, perché a me l'idea che si fa il trattato e dopo sei in trappola per sempre la rifiuto, perché capite, anche questa qui è una questione che deve essere messa un attimo in evidenza, perché altrimenti, no, se i trattati sono troppo pervasivi nei confronti di quello che uno può fare o non può fare, allora significa che io in questa legislatura mi metto a firmare 100 trattati e poi allora quelli che arrivano dopo non possono far più niente, perché tanto ci sono questi 100 trattati che ormai quindi ti impediscono di legiferare su qualsiasi cosa. Non mi sembra il caso, no? Non mi sembra plausibile o presumibile che una volta che il trattato entra in vigore, dopodiché non è più cambiabile. Cioè io posso cambiare la Costituzione, ma non posso più cambiare il trattato. Ma anche qui vi sembra, no? Cioè, qui bisogna cominciare a denunciarli tutti questi diamine di trattati, perché non è possibile che si viva in una limitazione che ti consenta a una magistratura, e qui arriviamo alla magistratura, che si aggrappa a questo appiglio, no? Per poter dire che si fa solo quello che dice lei, in barba alla democrazia. Perché stranamente, poi capito, gli altri paesi invece fanno un po' il cacchio che vogliono. Ma perché gli altri trattati, allora non esistono i trattati per loro? Ah, ma la Germania ha la Corte Costituzionale di Karlsruhe, che invece di fare come da noi la sentenza Frontini, la sentenza Granital, no, e così di questo tipo, ha deciso che in ogni caso prevale la Costituzione della Germania rispetto a fonti esterne di diritto. No, ma scusate. Ma allora tutti questi geni che cianciano dell'articolo 11, no? Quello famoso che l'Italia consente in condizione di parità alla limitazione della sovranità. E dov'è la condizione di parità? Da una parte abbiamo uno Stato che dice che fa il cavolo che vuole e noi invece dobbiamo fare quello che dicono tutti gli altri? E la condizione di parità dov'è? C'è lo Stato di serie A e lo Stato di serie B? Automaticamente non c'è. Per cui noi dobbiamo fare una cosa molto semplice, evitare anche solo di entrare nella nuvola delle sentenze, ma anche astrattamente, se domani cambiassimo la maggioranza all'interno della Corte Costituzionale, che è un organo politico, continuo a dirlo, ricordate? 5 eletti dai magistrati, 5 eletti dal Presidente della Repubblica, 5 eletti dal Parlamento, ok? Quindi in questo organo politico, se anche io cambiassi la maggioranza, una di queste cose
succederà sperabilmente nella prossima legislatura, perché io dico che la prossima legislatura è fondamentale, che bisogna iniziare ancora adesso, perché nella prossima legislatura si cambia il Presidente della Repubblica. Cambiando il Presidente della Repubblica, se noi vinciamo la prossima legislatura, significa che possiamo mettere un Presidente della Repubblica di centrodestra. A quel punto voi capite che anche la Corte Costituzionale cambia la maggioranza, no? In questo caso sarebbe la famosa legislatura d'attacco invece della legislatura di difesa. Ma anche finché noi siamo in difesa, bisogna cominciare a segnarlo l'obiettivo. E prima ancora di dire aspetto che me lo dica la Corte Costituzionale, bisogna riportare questa questione su un piano legislativo. Ci deve essere scritta la fonte, l'elenco della gerarchia delle fonti, deve essere approvata da tutti, possibilmente a livello europeo, vedere se sono tutti d'accordo. Dato che non lo saranno, non possiamo andare avanti con questo sistema dove qualsiasi cosa si fa o si finisce in galera perché un giudice si inventa un qualsiasi reato e ti incrimina per quel reato. Oltretutto, scusate, di mezzo, per avvelenare un pochettino la situazione, c'è anche la lievissima questione dei dossieraggi. Perché se noi vogliamo prendere e attaccare il politico, perché Dio, se vincono la prossima legislatura è finita, perché allora eleggono Presidente della Repubblica Costituzionale, allora saluti alla Granital, saluti al Frontini, saluti al Costa, no? E cose di questo tipo, e quindi via, dossieriamo, dopodiché, dopo che abbiamo preso il dossieraggio, gli facciamo, capito? Non va bene, quindi bisogna agire, scusate, ve la dico, tutto ciò premesso, bisogna agire su due direttive. Dal mio punto di vista, poi se vogliamo andare raffinati in punto di diritto, cose di questo tipo, va bene, faremo anche quello. Ma dal mio punto di vista, che raffinato non sono, che in punto di diritto non sono, ma guardo la questione da un punto di vista da aziendalista, cioè un'azienda così facendo non va avanti, non può andare avanti, no? Fisicamente è impossibile. Come fa un consiglio di amministrazione a rendere conto ai propri azionisti se non può agire? No? Molto, molto banalmente, non può agire neanche sulla base del proprio statuto. Guarda, c'è lo statuto no, ma non può, perché non può, non si può fare. Capite che poi gli azionisti ti prendono e ti lanciano dalla finestra, c'hanno ragione. Allora, prima cosa, ed è stato detto al convegno a Bologna l'altra sera, ripristinare l'articolo 68 della Costituzione, perché la Costituzione deve sempre essere, è sempre una saggia guida, mettiamola così. Si ripristina l'articolo 68 della Costituzione ed ecco che sono finiti i dossieraggi, ed ecco che sono finiti le invasioni di una parte politicizzata della magistratura che vuole ottenere un risultato politico e quindi attacca il governante o il politico di turno non sulla base della legge ma sulla base di una convinzione personale. No? Finita lì. Cioè, siamo andati meglio dal 92 a oggi? Cioè, abbiamo progredito? Siamo più felici? Stiamo meglio? Ma io credo sinceramente di no. Perché? Perché i padri costituenti la sapevano questa questione, che a fronte di una totale indipendenza della magistratura doveva esserci una separazione rispetto al potere politico, perché sennò altrimenti, come dire, io posso avere la possibilità di entrare dentro in casa tua, tu non puoi avere la possibilità di entrare dentro in casa mia, e quindi cosa faccio? Beh, ma tanto non ti preoccupare, io sono bravo, sono tranquillo. Ma se non lo sei? Tutti pensiamo che gli altri siano galantuomini, ma se qualcun altro invece di essere un galantuomo è un bastardo, e cosa facciamo noi? Non si può fare niente, perché purtroppo, sai, questo può farlo, quindi tu mi distruggi la carriera, e cose di questo tipo. Non puoi chiudere la porta. No, va chiusa subito la porta, ma a tutela sia della democrazia, ma anche della magistratura. Perché la famosa grande maggioranza della magistratura che lavora in silenzio
non può venire screditata costantemente da questa gente qua. Da gente che ha dichiaratamente un intento politico. Ma dichiaratamente, ma perché lo dicono, lo scrivono, noi siamo la componente progressista della magistratura e quindi secondo noi deve essere così, così, così. La famosa locandina del convegno di magistratura democratica del 2019, quindi l'anno in cui Salvini fermava le navi, dove c'era il giudice, la vignetta di Vauro col giudice che metteva la toga sul clandestino sbarcato, no? Di che parliamo? Non è che perché ma anche chi non ha votato centrodestra, ma dovrebbe avere orrore di una situazione del genere. Ma la volta che gira sbagliato? Quindi i vostri rappresentanti, piantiamola con la casta, i privilegi e così così, tipo, i vostri rappresentanti devono poter essere messi in condizione di fare quello che volete voi, perché se no altrimenti non possiamo andare avanti. E quindi, se vogliamo metterlo al riparo da situazioni Salvini, quindi e non lo chiedo neanche al governo, non lo deve fare il governo, questa cosa deve arrivare in Parlamento e che lo decida il Parlamento. È una legge costituzionale, i meccanismi per ripristinare la Costituzione come era non sono noti, 4 votazioni, nel caso maggioranza e similari, tutto già codificato dalla Costituzione stessa. Dovrebbe essere il Parlamento a farlo, l'hanno detto fior di giuristi l'altra sera a Bologna, inclusi magistrati, inclusi professori di diritto. Mi sembra che vada accolta oggettivamente la proposta. Io anticipo che qualora ci fosse una proposizione di questa iniziativa da parte, non voglio sporcarla diciamo così con una parte diciamo partigiana, qualora queste associazioni, queste fondazioni decidessero di raccogliere adesioni per un ripristino della Costituzione così com'era, per quello che riguarda l'articolo 68, la mia firma è già in tasca, quindi da quel lato lì cominciamo a tutelare il vostro rappresentante da chi vuole evidentemente seguire un'altra agenda e lo fa stiracchiando la legge, perché capite che se si riesce ad arrivare a una cosa così enorme come accusare di come accusare di sequestro di persona uno che ferma i clandestini di una nave che è libera di andarsene per l'allegro mondo, capite che non c'è più una questione di interpretazione di leggi, scriverla, sentenza, no? Cioè significa che potrebbe essere presa qualsiasi cosa. Cioè, non è sequestro di persona, si poteva usare la strage, l'omicidio multiplo, cioè, prendi un qualsiasi capo di imputazione, lo stiracchi e metti sotto processo. E metti sotto processo il ministro che fa quello per cui è lì ed è stato messo lì dal popolo. Seconda questione, principio di riaffermare il principio della sovranità, no? Uno dice c'è una maniera semplice, no, per fare una cosa del genere, esci dall'Unione Europea. Amico mio, cosa vorrei fare io e cosa secondo me queste cose aiutano per svegliarsi e cosa nota, ma anche senza, basta essere come gli altri. E dato che la questione non è di poco conto e non si può continuare a girellare, vediamo un po' se hanno il coraggio anche gli altri di scrivere nero su bianco che l'Unione Europea, che non ha Costituzione, perché ogni volta che è stata proposta è stata bocciata. Vi ricordate la Costituzione dell'Unione Europea? Perché non c'è? Avevano provato a farla. Peccato che al primo voto è stata subito respinta al mittente. Allora l'hanno cambiato con il trattato. Bene, basta. Cioè, deve esserci scritto nero su bianco questa cosa, non si può più desumere, sussumere la sentenza e cose di questo tipo.
Per cui adesso vediamo di trovare il sistema, ma la questione è che la nostra Costituzione deve essere sopra come fonte di diritto a qualsiasi cosa, non credo che possa essere discussa. Però altrimenti io posso capire che Spinelli e gli altri avessero in mente, ma non importa, noi tanto li dobbiamo mettere al riparo dal processo elettorale, quindi non ce ne frega niente di cosa vota la gente, non ce ne frega niente della democrazia, bisogna fare cosa è giusto. E quindi se loro vogliono gli Stati Uniti d'Europa o il più Europa, è la pagata da Soros, no? Cioè più Europa pagata da Soros, allora è la cosa giusta da fare e quindi chi se ne frega di cosa pensa la gente, no? Bisogna andare verso quello che è giusto. Ma a me, sinceramente, di quello che pensava Spinelli, ripeto, non ho altro che orrore. Quello che ci vuole è che ci sia scritto, perché non ho, veramente, non ho tempo, voglia. Mi fa schifo pensare che una questione così importante, così dirimente, debba essere sussunta dalla sentenza sui grano o sulla bolletta della luce. Dai, non scherziamo. È evidente che ci stanno pigliando in giro e che in condizioni differenti, cioè vale a dire quando si tratta magari di chiudere le persone in casa, no, senza nessun problema, allora a quel punto perché c'è il Green Pass o così questo tipo, a quel punto non vale più il sequestro di persona, non vale più la sentenza Granità, non vale più né questo né l'altro, chi se ne frega di quello che dice il Consiglio d'Europa, no? Allora basta il DPCM, no? Basta così, perché ovviamente no, perché lì dall'altra parte non interviene più la magistratura per dire questo o quest'altro, e anzi, ogni volta che interviene il singolo giudice, no, per dire questo o quest'altro, però questo vale solo per quel caso lì, no? Cioè, quante volte anche le sentenze relative al periodo del Covid hanno dato torto a Conte, al DPCM, cose di questo tipo, anche per quanto riguarda la questione delle multe, tanto per dirne una, quello era Draghi, ma il principio è quello, ma no, non va bene, non importa perché tanto questa sentenza, il famoso incidente tantum, no? Cioè fa stato soltanto per quel caso lì e non ha conseguenze generalizzate. Ecco, è sempre così. Cioè, la sentenza contro quello che fa piacere a loro è solo quella sentenza lì, è solo quel caso lì, no? Le altre hanno sempre valenza totale, assoluta. No, cioè io adesso, per carità, Cossiga aveva mandato i carabinieri al CSM, cioè, per la serie soluzioni alternative del passato. Ecco, a me basterebbe molto banalmente, dato che sono sinceramente democratico, che questa questione venisse votata e nel caso possa essere cambiata, perché la democrazia è così. Cioè, poi per strada ci vado io a guardarvi negli occhi. E se voi mi dite, ma perché tu non hai fatto questo, questo, quest'altro? Non è un grande argomento, sinceramente, quello di dire ma non potevo perché poi il giudice di Velletri, il giudice di Savona o cose di questo tipo. No. La mia prima preoccupazione nel momento stesso in cui vado al governo deve essere di far sì che il governo possa fare determinate cose e rispondere ai cittadini di cui voi solo siete giudici con le elezioni, e non dover dire che c'è, guarda caso, la presidente di Magistratura Democratica, che dice che quello che il governo fa in termini di immigrazione non va bene, perché sennò altrimenti i clandestini, facciamo così, allora c'hai ragione, ok, allora cominciamo a portarli a casa tutti i clandestini e decidiamo che invece dell'Albania lo facciamo a casa di determinati giudici e li mettiamo lì, depositeremo lì i clandestini a casa loro. Avete ascoltato Scuola di